Benvenuti tifosi del Napoli. Mettete mi piace al video così YouTube potrà avvisarvi dei prossimi video sul canale. Forza Napoli sempre! Endrick, attaccante ventenne attualmente in forza al Real Madrid, ha attirato l'attenzione del Napoli in questa sessione di mercato estiva. Il club italiano ha contattato il Real Madrid per richiedere un prestito con diritto di riscatto, ma la risposta iniziale del club madrileno è stata negativa. L'interesse è nato dopo il ritorno del brasiliano dal prestito all'Olympique Lyonnais e la crescente concorrenza in attacco. Kylian Mbappé è il titolare indiscusso e l'acquisto di Carlos Espí per 25 milioni di euro ha aggiunto un altro attaccante alla rosa di José Mourinho. Il Napoli ha manifestato il proprio interesse tramite il direttore sportivo, Manna, che ha già contattato i rappresentanti del Real Madrid. La proposta prevede un prestito con diritto di riscatto. Il club di Serie A intende ingaggiare Endrick senza un trasferimento a titolo definitivo immediato. Una possibile clausola di riacquisto permetterebbe al Real Madrid di riacquistare il giocatore qualora mantenesse il suo livello di crescita durante il periodo trascorso in Italia. La risposta iniziale del Real Madrid è stata che l'attaccante non è disponibile. Endrick ha un contratto fino al 30 giugno 2030 e continua a essere considerato un investimento per il futuro, dopo un costo di trasferimento vicino ai 50 milioni di euro, inclusi pagamenti fissi e variabili. Tuttavia, la situazione potrebbe essere rivalutata nel mese di agosto. Il brasiliano ha bisogno di più spazio in campo, avendo partecipato solo l'11% delle partite disponibili durante la sua prima esperienza con la prima squadra del Real Madrid. Endrick ha disputato 21 partite ufficiali con l'Olympique Lyonnais nella seconda metà della scorsa stagione. L'attaccante ha concluso il periodo in prestito con 8 gol e 8 assist, numeri che hanno suscitato l'interesse di diversi club europei. Le sue prestazioni in Francia hanno dimostrato che può anche contribuire alla creazione di occasioni da gol. I suoi 16 interventi diretti in fase realizzativa contrastano nettamente con il suo ruolo limitato al Real Madrid e hanno aumentato il suo valore di mercato prima del suo ritorno nella Liga. Il Real Madrid ora deve decidere se le sue prestazioni giustificano un posto in prima squadra o se un altro prestito sarebbe più vantaggioso per la sua crescita. Tenerlo fuori dal campo con regolarità potrebbe ostacolare la sua crescita e ridurre il suo valore di mercato nelle future sessioni di trasferimento. L'arrivo di Carlos Espí complica le cose per Endrick. L'attaccante ventunenne ha firmato un contratto fino al 2031 dopo che il Real Madrid ha pagato la sua clausola rescissoria di 25 milioni di euro e ci si aspetta che si contenderà un posto da titolare alle spalle di Mbappé. La priorità di Endrick rimane quella di affermarsi al Real Madrid. L'attaccante ha risposto alla concorrenza segnando nell'amichevole contro la Fiorentina, partita in cui anche Espí ha fatto il suo debutto con la squadra. José Mourinho dovrà alternare Mbappé, Espí e il brasiliano nel ruolo di titolare. Avere così tanti attaccanti riduce le possibilità che tutti ottengano un minutaggio costante in una stagione con impegni sia nazionali che europei. Napoli continuerà a monitorare eventuali cambiamenti di ruolo prima della chiusura del mercato. Il prossimo passo dipenderà dalla decisione sportiva di Mourinho e dalle garanzie che il club italiano offrirà in termini di minutaggio, opzione di acquisto e possibile clausola di riacquisto. Il Real Madrid non sta prendendo in considerazione un trasferimento senza garanzie, ma deve definire la propria posizione entro questo mese. Endrick vuole rimanere e competere, mentre il Napoli spera che la mancanza di opportunità porti ad avviare trattative per il suo trasferimento in Serie A. Qual è la tua opinione, tifoso del Napoli? Endrick è un buon nome per il Napoli? O no? Lascia un commento al video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!